Buongiorno ragazzi, dal Passo Borcola 1250, confine Veneto Trentino, provincia di Vicenza e quella di Trento. E tempo un po' strano, mettevano il sole, devo dire che si sta bene, 21 gradi, frescolino. E questa è una bella salita, questa qua, sono venuto su da Posina, picchi del 17%, quindi bella performante. E quest'oggi sarà un giro leggermente pazzerello e andrò al lago di Garda da appunto Passo Borcola, quindi zona riva del Garda. Guardate che bella questo passo, sembra quasi un passo dolomitico. Sì, tempo strano perché comunque mettevano il sole senza pioggia, quindi adesso godiamoci la discesa ragazzi, verso Terragnolo. Caratteristica chiesetta, vai da Borcola, là. No ragazzi, non ho sbagliato strada, sono nei boschi in altura, zona serrata, niente riva del lago di Garda, quanto il meteo non era dei migliori e non sono sentita di andare al lago per poi magari prendermi l'acqua al Passo Borcola e che c'è il Pasubio al ritorno, quindi giro dei passi. Sto andando verso Passo Borcola, vedete che questa strada è stupenda ragazzi, in mezzo ai boschi, chiusa il traffico, che collega praticamente Serrada a Fondo Grande e poi su verso il Passo Coe a 1600 metri. Ho fatto 1600 rotti di livello e 48 km e sarà un giro dei passi, quindi Passo Borcola, adesso arriverò al Passo Coe e poi vedrete. Guardate che bella è questa strada ragazzi, stupenda, chiusa il traffico, solo bici e pedoni e temperatura devo dire top, 20 gradi, stupendo, luglio con 20 gradi si sta da Dio ragazzi, guai magari fosse sempre così,
francamente parlando, ma il caldo torrido è dietro l'angolo, ahimè. Sì, guardate che bello questo sottobosco stupendo, verde. Niente da fare, ragazzi, la montagna mi ha richiamato a sé. Niente lago con i vari bagordi, schiamazzi e dove c'hanno, bensì la tranquillità della montagna. Anche devo dire i dislivelli da fare. Bellezza, ragazzi, altro che grandi desolate pianure non ciclabili infinite. C'è niente da fare, ragazzi, ognuno ha il suo habitat naturale e io preferisco questo, ragazzi. Poi quando non vedo macchine, moto e casini vari è ancora meglio. Là sotto c'è Bulgaria. Tempo balordo, ragazzi, mamma mia, non accenna a iniziare quest'estate. Eccolo qua, Passo Coe, venuto su da Sarrala e sì, volevo andare verso il Passo Valbona, di là, però vedete che è meglio evitare francamente, quindi me ne andrò giù di qua verso Bulgaria, praticamente la strada che ho fatto prima in salita la faccio in discesa, poi da là farò il Passo Sommo, quindi da Bulgaria, e poi vediamo se riuscirò a fare qualche variante in base un po' al meteo, perché di qua sembra un po' più bello, quindi sì, ne approfitto. Come dislivello 2000 metri fatti, 55 km fatti, qua siamo a 1610, fa frescolino, 14 gradi, quasi metà luglio, pensate un po'. E niente, adesso discesona verso fondo piccolo, eccetera eccetera. Peccato però, perché volevo fare di là. Ragazzi, Passo Sommo 1341 e adesso di là verso i Fiorentini. Che bella, asfaltata addirittura. Bravi gli amici trentini che con i danari asfaltano le strade, bravi. Questa è una strada veramente da BDC, da bici da corsa, veramente, perché è un po' di saliscendi, molto bella. All'incontrario secondo me è più bella, cioè da Tonezza verso Passo Sommo, Bulgaria, e io la farò così, sarà più dura di qua, tra virgolette più dura, però comunque sarà una salita maggiore di qua, però devo dire che è una strada veramente bellissima, pedalabile e da bici da corsa proprio, cioè secondo me è l'emblema delle bici da corsa. E allora 2100 di dislivello fatto, 64 km, quindi ricapitolando, guardando là sopra Portechelle, guardando il Lavarone di là, con dietro il Pizzo di Levico e il porto è tutto nebuloso. Ricapitolando, Passo Borcola, Passo Coe, Passo Sommo, e adesso mi accingo ad andare verso il Passo della Vena, che non è altro che il passo, praticamente di scollinamento da Tonezza del Cimone verso il Passo Coe o verso i Fiorentini di qua. Molto bello e anche una rilevanza storica.
Eccoci ragazzi, Passo della Vena, che sarebbe là sopra, ma stanno facendo lavori per l'allargamento della strada, quindi si fa la strada vecchia, che è questa, il Passo della Vena è lì praticamente. Stanno allargando a 2 corsie perché c'era il semaforo a una corsia. Questa è la vecchia strada che fa praticamente sotto il Monte Spitz, che è quello lì, e località Tornezzo del Cimone. Come dislivello 2400 metri, 80 km. Guardate che bella che è questa strada, ragazzi. Di là abbiamo Luserna. Luserna. Qui nell'orario serale trovate un sacco di camosci. Meno adesso che la strada è aperta, perché questa strada solitamente è chiusa. Fra un po' qua arriva giù un bel temporalone, mi sa, ma io sarò giù nella valle. Ricordo che arriverò a Tornezzo del Cimone da qua, poi da lì ci arriva da Schiaro. Guardate il ponte qua adesso, crollato. Guardate. Oppa! Curva a gomito, ragazzi. Only for local. Vai qua, ragazzi. Conosco come le mie tasche. A dopo, dai, ragazzi. Grave, ragazzi. 2005 di livello fatto, 110 circa chilometri.
e sono in zona di Vene Rocchette, una bella ciclopedonale nella Vaca Mora, e devo dire un bel giro con 5 ore e 10 circa, 5 ore e 8 minuti di tempo effettivo ad oggi, adesso, ad ora. Quindi molto veloce con questi cerchie gomme Michelin Power Adventure da 36. Si può fare un 80% asfalto e un 20% sterrato, come sto facendo adesso, un sterrato leggero chiaramente. E devo dire che ho notato la differenza sulla velocità massima, sulla velocità media, velocità massima sui 75 km/h, velocità media mi sembra sui 20-21, non male, un giro così con questi dislivelli, e un buon compromesso comunque questo tipo di gomma, e per una BDC un po' di grave, giro tracciato su Komoot, grave Laffini, e niente ragazzi, ci vediamo alla prossima.